Focus TG, una buona giornata a tutti voi che ci state seguendo da casa. Purtroppo abbiamo la cronaca che apre il nostro notiziario con l'ennesima tragedia della strada avvenuta nella notte attorno alle 4:30, quando una studentessa di 22 anni di Fonte, Miriam Ciobanu, originaria di Udine, è stata investita e uccisa mentre stava percorrendo a piedi via Veneto. Siamo a Paderno di Pieve del Grappa. A travolgerla un 23enne di San Zenone degli Ezzelini. L'impatto è stato violentissimo. Vedete l'auto, la ragazza è stata sbalzata per diversi metri sull'asfalto. Stando a una prima ricostruzione, la 22enne stava camminando nel centro della strada quando è stata travolta. L'automobilista è stato accompagnato in stato di shock all'ospedale e sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Sono intervenute sul luogo della tragedia e appunto ne abbiamo un dato, si tratta della 52esima vittima della tragedia in questo tremendo 2022. Le pattuglie dei carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo che hanno eseguito sul posto i rilievi del caso. Alcune ore prima, 00:20 circa, un altro gravissimo incidente avvenuto a Francenigo di Gaiarine, in via dei Fracassi, all'altezza del Civico 48. Un automobilista al volante di un Opel Corsa ha perso il controllo del suo veicolo, che è finito fuori strada. 3 persone ferite, 2 sono state portate in ospedale a Oderzo, un uomo di 48 anni e uno di 45. Un terzo ferito è stato accompagnato per le medicazioni all'ospedale di Pordenone. E versa invece in gravissime condizioni al San Bortolo di Vicenza un uomo che è caduto dal terzo piano della palazzina dove vive. Siamo a Valdagno, è accaduto in mattinata. L'uomo è stato elitrasportato, dicevamo, in condizioni drammatiche all'ospedale di Vicenza, e se avremo aggiornamenti ve ne renderemo conto durante il nostro notiziario. Ci spostiamo invece adesso proprio a Vicenza, perché i carabinieri hanno sequestrato appunto un ingente quantitativo di droga e arrestato un uomo di 40 anni del Vicentino. L'uomo si trovava al volante di una Fiat Panda assieme ad altre 2 persone. Il terzetto è subito parso molto così agitato agli occhi dei militari, che hanno provveduto dapprima alla perquisizione del mezzo, trovando proprio sia addosso al quarantenne che nascosto nel vano portioggetti diversa droga, nello specifico involucri di cocaina suddivisa in dosi già pronta per essere spacciata, e la perquisizione è quindi stata estesa all'abitazione del quarantenne. Hanno trovato in casa altre dosi di cocaina, 8 etti di marijuana, un etto di hashish. L'uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari, e l'accusa è detenzione di droga ai fini di spaccio. Andiamo adesso a Thiene per un pauroso incendio che è divampato ieri sera in un'auto lavaggio, e i carabinieri non escludono il dolo. Non si esclude il dolo per l'incendio divampato lunedì sera all'autolavaggio di via Cappuccini a Thiene. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri sono arrivati da Schio con un'autopompa, un'autobotte e 5 operatori. Sono riusciti a spegnere le fiamme dell'armadio di alimentazione dell'impianto, evitando che si propagassero a tutta la struttura. Sono stati riportati gravi danni sul posto i carabinieri e la polizia locale. Al vaglio adesso l'origine del rogo. E nei nostri notiziari di ieri sera avevamo dato appunto notizia dell'incidente che era avvenuto lungo la Cadorna che porta sul Grappa in territorio comunale di Romano d'Ezzelino, dove un motociclista era caduto in una scarpata. Si avevano all'inizio dei dettagli sommari, adesso si è saputo che si tratta di un 53enne che risiede a Borso. Fortunatamente, a differenza di quello che si temeva all'inizio, visto che appunto l'uomo era caduto nella scarpata tra il terzo e il quarto tornante, si pensava davvero al peggio. Invece insomma ha riportato solo diversi traumi, botte e quant'altro, ma nulla di grave. Si trova ricoverato all'ospedale. E oggi, 1° novembre, c'è un messaggio importante da parte del Patriarca di Venezia, che vuole fare il punto, rivolgendosi a tutti i veneti, sul significato, sul senso di questa giornata di festa.
Nel giorno della festa di Ognissanti, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si rivolge ai veneziani, ma anche ai veneti e ai fedeli delle diocesi del nord-est. Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, il patriarca Francesco parte con un'esortazione forte alla politica e un appello alle responsabilità delle istituzioni, visto le tante famiglie in difficoltà economica per il rincaro dei costi. Qual è invece il pensiero del patriarca su questo momento un po' difficile per tante famiglie della nostra città e dell'Italia, chiaramente, tra il caro bollette e i problemi che ci sono? Ecco, spero che chi è incaricato del bene comune sappia guardare con lungimiranza e ci sia una politica capace di governare l'economia, perché quello che noi dobbiamo recuperare è proprio questo, una politica attenta alla città, attenta ai cittadini, attenta alle famiglie, attenta alle fasce più deboli della convivenza. E quindi credo che una politica a cui auguriamo di essere capace di guidare l'economia e anche, perché no, la finanza. Poi un pensiero alla festa di oggi. Beh, quello di riuscire ad annunciare una festa che è molto importante, soprattutto perché ci riconcilia anche con un presente non facile. La festa dei Santi ci dice che la vita è una comunione, è un insieme di persone che continuano ad avere rapporti anche dopo il momento drammatico della morte. Di fronte alla morte il cristiano sa benissimo che c'è una vita in pienezza. Ecco, quindi la speranza cristiana credo che sia proprio questa. Vivere bene il momento presente. La festa dei Santi ci ricorda proprio questo, che il momento presente si apre a un futuro di serenità, di fiducia, e quindi questo credo che sia un messaggio che, a differenza di altre feste che pensano il futuro come qualcosa di lugubre, invece il futuro è qualcosa di sereno e di tranquillizzante. Passando ai temi di stretta attualità, le barriere che proteggono la cattedrale dell'Acqua Alta sono finalmente una realtà visibile. Fra poche settimane potremmo vedere il risultato che attendiamo tutto, un bene per la nostra basilica, un bene per la nostra città. Rimarco che è un intervento temporaneo, in attesa di un intervento più radicale, però questo intervento temporaneo permette di salvaguardare la Basilica perché non si logori in attesa di questo intervento più ampio che non sappiamo ancora che tempistica avrà. Dalla Basilica di San Marco alla Basilica del Santo di Padova, dove proprio in questi giorni stanno arrivando tante preghiere dei fedeli per ricordare i defunti. Preghiere che tra l'altro saranno idealmente portate durante la messa di domani, 2 novembre, proprio sulla tomba di Sant'Antonio. Arrivano da tutta Italia, dall'Europa, da tutto il mondo. Oltre 20.000 preghiere ai defunti sono giunte al Messaggero di Sant'Antonio. Pensieri che al termine della messa solenne del 2 di novembre verranno portate da padre Giancarlo Zamengo sulla tomba di Antonio. Ogni anno raccogliamo migliaia di intenzioni, di ricordi, di nomi che depositiamo alla tomba del Santo proprio il 2 novembre. Nel ricordo di tutti i nostri cari defunti, di questa nostra grande famiglia antoniana. Tante le storie, quella di Mario, per esempio, che ha scritto per la moglie defunta, molto devota al santo. Non vivendo a Padova, ha pensato di inviare la sua preghiera in basilica. Sant'Antonio diventa così uno strumento per far arrivare i suoi pensieri. Sono momenti che fanno pensare, momenti da una parte un po' tristi, però anche di gioia, di speranza, di luce. La luce è rappresentata anche da questa piccola candela che poi noi inviamo ai nostri amici, associati a Sant'Antonio e alla sua basilica in tutta Italia. Tanti fedeli che pregheranno in basilica in questi giorni, così come saranno a migliaia le persone che si recheranno nei cimiteri per una preghiera ai propri cari. I defunti sono i nostri santi. Le persone, i nostri cari, ci indicano sempre la strada del cielo. Per questo penso un appuntamento bellissimo dell'anno, al di là che lo viviamo poi nel dolore e nel ricordo, però
la loro presenza che ci accompagna sempre nel nostro cammino ci aiuta anche a guardare sempre in alto, in cielo al Signore, e ne abbiamo bisogno. Un grande messaggio di speranza abbiamo sentito, che è stato lanciato sia da Venezia che da Padova, tra l'altro proprio in questi due luoghi simbolo della preghiera e della fede, la cattedrale, appunto, la chiesa di Basilica di San Marco e la Basilica del Santo di Padova. Noi ci fermiamo per qualche istante, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta Focus TG. In questi giorni sono tante le persone che si recano proprio in cimitero per rendere omaggio ai propri cari defunti, e si portano piante, si portano fiori secchi per abbellire le varie tombe. C'è però da mettere sul piatto anche la questione legata al rincaro di prezzi che riguardano proprio i fiori freschi e le piante che vengono acquistate soprattutto in questi giorni. Allora siamo stati un po' in un cimitero a Padova, all'Arcella nello specifico, per capire com'è la situazione. Ci sono stati aumenti da parte dei vostri grossisti riguardo ai fiori più richiesti di questi giorni? Beh, leggermente solo alcune tipologie, però fortunatamente per il momento siamo ancora con gli stessi prezzi più o meno dell'anno scorso. Quindi Se dovesse quantificare un % quanto? diciamo che magari preferisco guadagnarci di meno io, ma mantenere lo stesso prezzo dell'anno scorso. Lei è capitato di dover comprare i fiori freschi per la ricorrenza? Certo, sono aumentati senz'altro. Anche i rosi costano abbastanza soldi, tanti. Non lo so, ma sono aumentati. Lei però non ha rinunciato? No, assolutamente. Piuttosto rinuncio a mangiare, ma devo prendere i fiori a mia figlia. Li prendo spesso e non ti rendi neanche conto, una volta €1, una volta un altro euro. Così, ecco. Poi magari non si bada a spese in questo settore? No, che non si bada a spese. Certamente se la differenza è tanta uno cerca di... Però se è €1 cosa vuole? Basta che l'importante è che siano anche freschi. A me sembra che siano aumentati in realtà, però è anche il periodo, diciamo in questo periodo qua. Non so se poi scenderanno. Ci stiamo rassegnando a questa china che hanno preso tutti i prezzi? Esatto, ci stiamo rassegnando e consumeremo meno. Non guardo queste cose, non mi accorgo. Se li acquista e basta. Sì, appunto. Per i nostri cari non si bada a spese, insomma. No, ma il mio carattere è così. Peso gli stessi soldi? Stessi soldi dell'anno scorso, stessi fiori, stessi soldi. E intanto le temperature miti di questo autunno decisamente anomalo e l'assenza di pioggia stanno preoccupando, e non poco, soprattutto per il futuro della nostra agricoltura e delle nostre campagne. Dopo un leggero miglioramento a settembre, con ottobre la siccità è tornata a far sentire i suoi effetti negativi anche nel Padovano. Tutto ruota attorno alle irrigazioni necessarie per salvare il raccolto, ma senza precipitazioni tutto è difficile. Ecco perché la Regione Veneto ha autorizzato in questi giorni l'assegnazione di carburante agricolo per le aziende che devono effettuare l'irrigazione cosiddetta di soccorso. Nel nostro territorio la situazione è che il mese di settembre si era ripristinato rispetto alla media storica come precipitazioni, ma ottobre è molto al di sotto della media, quindi siamo ritornati alla tendenza di giugno, luglio e anche agosto, quindi con precipitazioni molto basse. In provincia di Padova si parla di 180 milioni di euro di danni tra ortaggi, vigneti, frutteti e semine. Crolla la produzione di frutta, riso e frumento e aumentano i costi di produzione legati all'energia. E questo crea ancora problemi per quanto riguarda alcune coltivazioni, quindi il mondo agricolo, crea qualche problema anche per l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile. E poi c'è la tendenza dei cambiamenti climatici. I dati degli ultimi 30 anni non lasciano dubbi. Questo trend dei cambiamenti climatici, dell'incremento della temperatura e quindi della siccità si riproporrà anche in futuro. Noi abbiamo dei dati che ci dicono che negli ultimi 30 anni la temperatura media in Veneto è cresciuta di 1,5 gradi. Intanto negli ultimi anni la Regione si è dotata di un piano per i cambiamenti climatici e di un piano per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Veneto è stata anche la prima regione d'Italia a creare un piano di risanamento dell'aria. È in forte crisi anche alcune aziende dell'Alta Padovana, stalle e produzione dei cereali a rischio.
La produzione di cereali e gli allevamenti sono tra i comparti in agricoltura che più hanno sofferto quest'anno. Siccità e crisi energetica hanno messo in ginocchio molte aziende. Nell'Alta Padovana si guarda con apprensione alla prossima stagione. C'è un problema notevole un po' come presumo con le altre aziende, quindi energia, quindi gasolio che è quasi raddoppiato, urea che è triplicata e di conseguenza i prezzi dei cereali che sono diventati inarrivabili per le aziende agricole. Quindi adesso io credo che in questo momento stiamo tutti quanti navigando a vista. Il problema grosso è quello che faremo l'anno prossimo. In questo momento ci sono aziende, degli allevatori che stanno seminando frumento perché non sono in grado di prevedere la produzione di mais l'anno prossimo. Teniamo presente che veniamo da un anno di siccità completa e quindi sarà impossibile sostenere un altro anno di siccità come l'anno scorso. Nonostante la crisi, i produttori cercano di non incidere troppo sui prezzi al consumatore. Mentre sono raddoppiati e triplicati i prezzi, sostanzialmente il latte, se che prima si pagava attorno ai 50-55 centesimi, adesso andiamo attorno ai 70 centesimi, insomma, quindi è il minimo. E i bovini da carne sono un po' aumentati, ma sono aumentati perché veniamo da 10 anni di crisi concreta. Quindi questa cosa non fa molto testo, sono aumentati tantissimo gli stalli dalla Francia e quindi questo qui è un altro problema di costi che ancora vanno su, quindi sostanzialmente noi stiamo in qualche modo, non solo adesso ma da molti anni, gestendo i costi ma non assolutamente non ripartirli nei consumatori. Intanto l'inflazione sale, fa segnare aumenti record. Siamo andati in centro a Bassano del Grappa per sentire un po' proprio come la gente si sente ad affrontare questo momento così difficile. L'inflazione vola a più 11,9% su base annua, aumento del 12,7% per il carrello della spesa che ci riporta indietro al 1983. Bassanesi chiamati dunque a fare i conti con rincari e rinunce. Ecco le loro opinioni e preoccupazioni. Diciamo che la situazione è cambiata, i prezzi sono aumentati tantissimo a partire dai tassi dei mutui e tutto, per cui sì, qualche difficoltà si riscontra, diciamo, dopo c'è chi più e chi meno, però comunque le cose sono andate molto in peggio. Percepisce questo aumento dei costi? Assolutamente, soprattutto quando adesso si va al supermercato, si fa la spesa, con lo stesso paniere adesso costa 2,5 volte. Quindi se per esempio spendevo 20 comprando le stesse cose adesso ne spendo 40. E soprattutto frutta alimentari, capisci che sta succedendo qualcosa, ma d'altronde what takes it take, quando ha detto Draghi, e han pompato, alla fine nulla si crea, nulla si distrugge. Ecco che adesso tutta quella montagna di denaro in qualche maniera provoca inflazione e dobbiamo adesso mangiarcela. Lei avverte questo rincaro così importante, rinuncia a qualcosa nel fare la spesa? Sì, allora è cresciuto tutto, i prezzi sono cresciuti, sono schizzati certi prezzi, anche a volte senza delle ragioni precise, questo sì. E bisogna rinunciare, bisogna. A cosa rinuncia principalmente? Ad esempio tenere in casa solo l'indispensabile. Io credo che in questo momento ancora questo non si noti, però andando avanti probabilmente sì, perché vedo anche parlando con delle colleghe che tendono a dire questo forse magari lo faccio più avanti perché vediamo un po' come andrà. Io personalmente sì, effettivamente magari c'è un po' di timore perché possa succedere in futuro, quindi a volte magari penso alla spesa e dico se è superfluo magari attendo un attimo. Sì, io credo che ci aspettino dei momenti un po' difficili, probabilmente nella seconda parte dell'anno. E tanta la preoccupazione invece dei panificatori, aumenta la luce, aumenta il gas, aumentano le materie prime. Siamo stati nel cuore di Vicenza per sentire anche loro come affrontano questo momento. Da 18% in Europa a 13,5% in più rispetto allo scorso anno in Italia. È il rincaro del prezzo del pane e si stima che gli italiani spenderanno in questo 2022 900 milioni di euro in più per l'acquisto del pane rispetto al 2021. Tra le cause l'aumento del prezzo del grano e delle materie prime, ma anche di energia elettrica e gas. E accanto alla gente ci sono i panificatori che cercano di barcamenarsi per garantire la qualità alla propria clientela senza esagerare con l'aumento inevitabile dei prezzi, e c'è molta rabbia.
anche a livello personale mi sono sentita offesa, perché ormai è uno dei pochi lavori artigianali che rimangono, per cui non si calcola più che una persona viene qua alle 3, parte da acqua e farina per arrivare a un prodotto finito, e non trovo corretto che ci siano titoli enormi dove scrivono il pane, oh mio Dio, non lo trovo corretto, perché se vogliamo guardare tutto il resto, acqua, luce, gas, benzina, gasolio, oppure parliamo di prodotti alimentari, sono comunque cresciuti tutti. Perché solo il pane? E la questione va a pesare parecchio anche su di voi che usate soprattutto l'elettricità, i forni, avete bisogno, necessità appunto di utilizzarli, avete riscontrato in quest'ultimo periodo aumenti folli. Folli, esagerati, io non lo so, la scusa della guerra, questo e quello, io non voglio mettere in dubbio, ma è una roba esagerata, da 900 euro di luce a 2008. Bollette alle stelle che stanno riguardando, e parecchio anche, le varie amministrazioni comunali e soprattutto in questo periodo che ormai si avvicina alle festività natalizie, si pensa alle varie luminarie che dovrebbero andare così a far brillare di notte le città sotto Natale, però stanno creando queste cose parecchie difficoltà. Allora siamo stati a Venezia per capire che accadrà nelle prossime settimane. A Venezia per le prossime festività natalizie le luminarie resteranno accese. La crisi energetica non congelerà l'atmosfera natalizia in tutti i luoghi, vie e piazze principali della città, da acque di terraferma. Tuttavia, il momento difficile, com'è il caro bollette, non potrà lasciare nessuno indifferente, tantomeno le amministrazioni pubbliche. Ecco perché, come racconta l'assessore comunale alla promozione del territorio Paola Amaro, le luci di Natale ci saranno, ma avranno alto risparmio energetico a LED e cambieranno alcune modalità. Un Natale con le luminarie anche quest'anno, però facendo delle scelte particolari, quali delle luminarie a LED al più basso consumo energetico possibile, e abbiamo fatto in modo di accenderle un'ora in ritardo alla sera rispetto all'imbrunire e di spegnerle un attimo anticipatamente a quelle che sono le tradizionali abitudini. E contrariamente a quello che facevamo gli anni scorsi, non verranno mantenute per il periodo di Carnevale, quindi saranno tolte l'8 gennaio. L'assessore sottolinea anche l'importanza delle luci per la sicurezza cittadina. Dobbiamo confrontarci con problemi di sicurezza, la luce, voi sapete, porta sicurezza, con problemi di socialità, e chiaramente anche questo fa festa, e con problemi anche del commercio, che è un settore che ha sofferto particolarmente in questo periodo. Questo dunque è quello che si preannuncia per il mese di dicembre, ma in questo lungo ponte della festività di Ognissanti e della ricorrenza dei defunti, Venezia è stata letteralmente presa d'assalto dai turisti. Si parla di almeno 450.000 persone nella città, e questo bene da un lato, dall'altro invece ha messo parecchio a rischio la vivibilità di Venezia. Il Ponte della Libertà, un'infrastruttura costruita a metà anni 30, quando in tutta Italia circolavano meno di 140.000 automobili, e inevitabilmente al collasso dalle prime ore del mattino. A mezzogiorno dalla stazione ferroviaria continuano ad uscire centinaia di persone al minuto. È il modello Venezia, capitale mondiale del turismo di massa. Nel Ponte dei Santi 450.000 persone stipate nei pochi chilometri quadrati di una città in cui sopravvivono meno di 50.000 abitanti, ma prosperano centinaia di alberghi e migliaia di locazioni turistiche. Serpentoni infiniti si snodano in attesa dei vaporetti. Da quanto siete in fila qui? Un pochino. Un'ora di fila sta facendo? Sì. 1 hour and a half. 1 hour and a half, un'ora e mezza. Yeah. Nel frattempo una folla fittissima si incanala in un flusso continuo e interminabile lungo le principali direttive che conducono a Rialto e San Marco. Questa è lista di Spagna per chi non ha la pazienza di attendere per un'ora e mezza, di prendere un vaporetto affollatissimo, il primo tratto di strada da percorrere per cercare di arrivare al centro di Venezia. Quelli del Ponte dei Santi sono numeri da record, alle decine di migliaia di pernottamenti in strutture che hanno soppiantato case ed edifici pubblici e che a seconda dei casi si chiamano alberghi, locanda, resort, foresteria, bed and breakfast. Si aggiunge il turismo pendolare, quello di giornata. Da dove viene? Terraferma, Milano. Lecco. Treviso.
Delle Marche. Monza. Ah, dov'è? Di dov'è, scusi? Siamo di corsa in questo momento, ringrazio. Il residente è l'unico di corsa. Altrove l'incolonnamento e la coda sono la costante. Si tratti di entrare nella Basilica di San Marco o nel Bacaro, che promette d'essere assolutamente tipico e frequentato da autentici veneziani, dove invece si trovano inevitabilmente solo altri turisti. Finché le strade mantengono una certa larghezza ancora si riesce a camminare, seppur lentamente. Poi naturalmente quando le cale iniziano a farsi più strette vengono messe in dubbio anche le leggi della fisica, a partire da quella sull'incompenetrabilità dei corpi. Il giro d'affari di un limone spremuto fino all'ultima goccia dallo sfruttamento di ogni metro quadrato di Venezia è enorme. Eppure persino i banchetti di souvenir, che si incrociano ogni 100 metri, si lamentano di non vendere granché nemmeno oggi. Something this way. Allora noi facciamo un giro adesso per vedere un po' tra le varie città del Veneto come stanno andando questi 4 giorni di lungo ponte in occasione della festività di Ognissanti e della ricorrenza dei defunti. Siamo stati a Venezia, abbiamo visto una città letteralmente presa d'assalto da turisti, sia turisti mordi e fuggi che quelli invece più stanziali. Andiamo a vedere nel Padovano, nella zona, tutta quanta l'area delle terme, com'è la situazione. Anche là pare che sia decisamente buona. Le cose stanno andando bene, ho sentito alcuni imprenditori, gli hotel sono quasi tutti pieni, ho fatto anche delle ricerche online per vedere se c'era qualche finestra disponibile per prenotare e risulta tutto esaurito. È soddisfatto il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Il fine settimana lungo appena trascorso ha visto il tutto esaurito alle terme, con alberghi pieni e turisti per le strade. Molte le iniziative organizzate, come la Castagnata in corso il 30 ottobre e gli spettacoli teatrali a Villa Draghi, trasformata per l'occasione in una casa dei mostri, una Monster House. Il periodo però non è dei migliori. Oltre alle presenze ridotte di turisti russi si aggiunge il caro energia che sta colpendo tutti i comparti. Gli stranieri coprono sempre il 40% delle presenze, il restante 60% sono italiani. C'è da dire un'altra cosa, oltre ad essere penalizzati per il mancato arrivo dei turisti russi, anche se negli ultimi anni con la questione dei passaporti c'erano grosse problematiche, il tema grosso è il rincaro delle bollette, perché noi siamo in presenza di imprenditori stoici che stanno affrontando bollette triplicate e quadruplicate. Siamo in presenza di lavoratori stoici perché nonostante il reddito molto basso continuano ad andare al lavoro, e quindi un apprezzamento va agli imprenditori e ai lavoratori che in un momento di grande crisi, sia per il mancato arrivo dei turisti russi ma soprattutto per il rincaro della vita in generale e delle bollette, stanno comunque affrontando questa situazione tenendo aperte le strutture alberghiere e accogliendo sempre tutti con un sorriso. Complici senz'altro anche le temperature miti, c'è chi le ha definite quasi pre-estive di questi giorni. Anche una città ai piedi del Grappa come Bassano è stata presa d'assalto dal turismo. Che dire, un lungo ponte, una città invasa da turisti, belle giornate e il gioco è fatto. Ogni angolo di Bassano preso d'assalto, dal Ponte Vecchio ai vicoli, le piazze, i musei. Decisamente soddisfatti baristi, ristoratori che stanno registrando numeri da record in questo ottobre ormai finito. Sta andando molto bene, ci sono molti turisti e stiamo lavorando molto, abbiamo molte prenotazioni, anche sentendo i nostri colleghi, molti ristoranti sono pieni e siamo molto soddisfatti. Ve l'aspettavate? Sinceramente no, però è stata una bella sorpresa. Diciamo che è cominciata bene la settimana, speriamo che si continui così. Assolutamente molto contenti, fuori è pieno, c'è il sole, si sta bene. Se fosse un po' più fresco sarebbe meglio, però dai, non ci possiamo lamentare. Sta andando molto bene, sì, c'è pieno di gente, ci sono molti turisti e il tempo aiuta, naturalmente il clima aiuta. Tanta gente, tanti turisti, abbiamo visto ancora di stranieri ancora, che tendenzialmente spesso non li vedi in questa stagione, tutto aiuta. E poi naturalmente anche la Mostra Canova sicuramente sta portando i primi segnali di un turismo diverso da quello che è quello mordi e fuggi, magari anche quello che si ferma negli alberghi, si ferma nei ristoranti a mangiare, che è una cosa che fa bene per la città e anche per tutti noi, anche per le attività commerciali sicuramente. Anche se c'è chi, pur soddisfatto dell'afflusso di clienti, sottolinea una pecca della città. Stiamo lavorando alla grande e la cosa è sicuramente meritoria,
L'unica pecca forse della città è che non è pronta ad aspettare questa mole di persone, forse i servizi non sono pienamente adeguati. Dobbiamo migliorare in questo assolutamente. Siamo partiti da Venezia sul mare, andiamo allora in montagna, sulle nostre montagne, nell'altopiano dei 7 comuni, altopiano di Asiago, dove si è registrato un tutto esaurito nelle strutture di ricezione. Si scrive destagionalizzazione, si legge pienone in altopiano per il ponte di Ognissanti. Le terre alte vicentine sono state letteralmente prese d'assalto già da sabato per questo lungo ponte e i 7 comuni rappresentano ormai un punto di riferimento anche al di fuori dei periodi canonici di afflusso turistico. Lo conferma l'assessore al turismo asiaghese Nicola Lobbia. Si registra quasi un tutto esaurito per le prenotazioni alberghiere, moltissima l'affluenza nel distretto del commercio, nei ristoranti alla sera, e moltissime sono le persone che scelgono di vivere l'altopiano, i colori dell'autunno, i profumi dell'autunno nelle nostre foreste e nei nostri boschi. Il bel tempo e le temperature decisamente sopra la norma permettono di prolungare passatempi tipicamente estivi anche a cavallo fra ottobre e novembre, in un'atmosfera autunnale nella quale i boschi sembrano prendere fuoco grazie al cambio d'abito delle foreste. Ancora la visita in qualche rifugio, in qualche malga, passeggiate, moltissime la richiesta di e-bike, ma sono anche gli intrattenimenti quali l'hockey su ghiaccio che tengono viva la nostra montagna, e su tutto anche la mostra dedicata a Ligabue che ha registrato un tutto esaurito anche questo fine settimana. Questione autonomia del Veneto, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo il break. Rieccoci in diretta, poche materie, ma subito stiamo parlando di autonomia e questa è la rotta tracciata dal vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Quello che a me interessa, ma soprattutto che interessa ai veneti, è partire. Si parte da alcune materie per poi nel corso degli anni ovviamente fare anno dopo anno richiesta per averne sempre di più. Si torna finalmente a parlare di autonomia e il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, ha le idee molto chiare su come dovrebbe partire l'ultima parte del percorso, quella che porterà al passaggio di competenze e materie alla regione. C'è chi chiede tutto e subito, ovvero le 23 materie, e chi, come Finco, suggerisce che un passaggio graduale potrebbe essere più incisivo. Oggi basterebbe anche dare un inizio di un percorso di autonomia, quindi se domani mattina il governo desse la disponibilità per portare a casa 2, 3, 4 materie, potrebbe già essere un buon inizio, 1 per testare la macchina amministrativa a livello regionale e 2 per dimostrare anche al resto del Paese che se una regione sa ben gestire le proprie materie può dare risposte concrete, fare risparmi di spesa e ovviamente migliorare i servizi ai cittadini. Quel che la politica veneta sottolinea in questo momento è che il collegamento politico e amministrativo fra regione e governo pone il tema dell'autonomia sul rettilineo decisivo. Finalmente dopo anni abbiamo un governo di centrodestra, un governo politico, come punto di riferimento abbiamo il ministro Calderoli che ha una lunga esperienza, quindi non ci sono più alibi e quindi attendiamo come Veneto una risposta concreta sul tema dell'autonomia. Resta da capire se ai veneti interessi ancora l'autonomia. In questi anni, non avendo avuto risposte, i veneti forse hanno un po', perso le speranze, però possiamo dargli delle garanzie che finalmente c'è un governo politico di centrodestra. Il tema dell'autonomia è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, quindi ora il Veneto ha fatto quello che doveva fare. La parola aspetta a Roma. A proposito di appelli che vengono lanciati al nuovo governo, c'è un segnale d'allarme che parte proprio da tutto il comparto dell'artigianato del Vicentino. Chiedono aiuto a Roma. Innanzitutto voglio augurare un buon lavoro al nuovo governo e anche a Giorgia Meloni. E mi complimento anche per la sua caparbietà e per la sua velocità che ha saputo mettere in piedi il nuovo esecutivo in tempi abbastanza brevi. Certamente le problematiche restano e sono i temi che abbiamo già discusso anche con il ministro Urso, che sono i temi riguardanti la fiscalità, i temi che riguardano la giustizia e non dimentichiamo che oggi il problema principale sono i costi energetici.
Il presidente di Confartigianato di Vicenza non ha dubbi. In cima alla lista delle priorità per dare ossigeno al tessuto produttivo locale resta la questione dei costi energetici. Serve assolutamente uno strumento per contenere e calmierare i prezzi di gas ed energia elettrica per essere competitivi. L'Europa ha fortemente deluso per non aver raggiunto questo obiettivo, un nodo irrisolto che resta una grande sfida del nuovo governo. Altro tema fondamentale da affrontare per le imprese è il cuneo fiscale e nuove politiche per favorire l'occupazione. La mancanza delle risorse umane potrebbe mettere a rischio a breve molte produzioni. Su tutto si conferma la necessità di dare una risposta specifica al Veneto. L'autonomia per noi è un tema irrinunciabile. Erika Stefani ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, manca l'ultimo passo. Ora il ministro Calderoli deve completare questa opera che ha rassicurato anche il governatore Zaia. Speriamo che in questo governo si possa raggiungere effettivamente l'autonomia. E intanto a Venezia in questi giorni summit delle Nazioni Unite per discutere del futuro delle prossime generazioni. Le Nazioni Unite hanno scelto Venezia per la presentazione europea del report sullo sviluppo dell'umanità. E in un tempo che parla di incertezza, prima dovuto al Covid, ora la guerra in Ucraina, lo studio pone al centro dell'attenzione il miglioramento della vita delle persone. Parola chiave: resilienza. Resilienza, direi anche collaborazione, attenzione all'inclusione, fare in modo che nei processi anche decisionali tutti siano rappresentati e che si cerchi veramente anche con pragmatismo, ognuno per la sua parte, di trovare delle soluzioni che poi siano anche scalabili, no? Soluzioni scalabili per raggiungere grandi numeri, una chiave di volta che dovrà essere accompagnata da investimenti e collaborazioni tra governi. E oggi si è parlato dell'importanza del ruolo degli investimenti e dell'assicurazione che possano creare, come dire, una rete di protezione attorno alle persone, dove è molto importante la collaborazione tra i governi e la componente privata, ma anche il tema dell'innovazione, l'innovazione scalabile, senza dimenticare anche tutti gli aspetti culturali e di comunicazione e di coinvolgimento. Venezia, palcoscenico di un evento mondiale alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, casa della Fondazione Human Safety Net, ma soprattutto un tempo sede dei procuratori di San Marco, alti funzionari della Repubblica di Venezia, ora aperto al pubblico per la prima volta in 500 anni di storia. Per noi è stato importante che le Nazioni Unite abbiano scelto Venezia e che qui in effetti da un po' di tempo si sta ragionando su quest'idea di Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Noi siamo molto felici di farne parte, di portare avanti questo disegno insieme che proprio presuppone una grande collaborazione attraverso tutti gli attori del pubblico e del privato. Prestigioso riconoscimento al reparto di gastroenterologia dell'azienda sanitaria di Padova. Il reparto di gastroenterologia dell'azienda ospedaliera di Padova sale sul podio delle eccellenze italiane nella sanità. Il prestigioso riconoscimento arriva da Newsweek, che ogni anno stila la classifica dei migliori ospedali al mondo. Il reparto di gastroenterologia di Padova, guidato dal professor Fabio Farinati, si aggiudica il terzo posto in Italia, prima struttura pubblica perché le due che lo precedono sono cliniche private. Anche la creazione di questa nuova unità operativa dipartimentale di endoscopia sicuramente facilita una riorganizzazione della parte endoscopica di questa azienda, che era un po' carente e che adesso sicuramente riusciremo a migliorare. Siamo molto contenti perché poi questo è un premio che viene assieme ad altri per quanto riguarda la scuola di specialità, il dipartimento, come ho fatto vedere prima, e quindi tutto questo implica che stiamo lavorando bene. La gastroenterologia padovana è centro di riferimento per la terapia cellulare delle malattie metaboliche e per la diagnosi della celiachia. Il reparto è anche in attesa di diventare centro regionale per il trapianto della microbiota intestinale. In un anno la gastroenterologia ha garantito 10.000 ricoveri e 30.000 prestazioni specialistiche. Lavori al via per la linea ferroviaria Bassano-Trento e non mancheranno disagi per gli utenti. Scattano venerdì i lavori di manutenzione infrastrutturale della linea ferroviaria tra Bassano e Trento. L'intervento riguarderà il tratto fra le stazioni di Primolano e Borgo Valsugana Est. Nel dettaglio, da venerdì fino a domenica la circolazione sarà interrotta fra le due stazioni per interventi di rinnovo dei binari e di sistemazione della massicciata. Le operazioni proseguiranno poi nella penultima settimana di novembre nel tratto più a nord. Tutte le ripercussioni per i convogli saranno comunicate da Trenitalia per evitare disagi agli utenti. E lavori in vista anche a Carmignano di Brenta per la realizzazione della pista ciclabile.
Si aggiungono chilometri di pista ciclabile a Carmignano di Brenta. Sono iniziati i lavori nel cantiere di via Monsignor Belluzzo. Obiettivo: la realizzazione del primo stralcio di pista ciclabile che collega la località Boschi con i servizi del centro comunale, tra cui il plesso scolastico. Un collegamento importante e strategico che parte dalla rotatoria di via Margherita fino a via degli Alpini. Il primo stralcio in corso di esecuzione ha una lunghezza di circa 600 metri e verrà realizzato in 300 giorni. Un'opera che vuole mettere in sicurezza un tratto di strada per ciclisti e pedoni e che vuole anche così incentivare la mobilità sostenibile. La nuova pista ciclabile si svilupperà lungo tutta la lunghezza di via Monsignor Belluzzo, una strada caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni e utilizzata principalmente dai residenti. La larghezza della pista sarà di 2,5 metri e sarà dotata di tutti i servizi necessari. Prevista ad esempio l'installazione di un impianto di illuminazione a LED per tutto il percorso. Il costo complessivo dell'intera opera si aggira intorno ai 600.000 euro, di cui 300.000 euro finanziati dalla Regione Veneto. Il Comune di Carmignano sta prevedendo anche ulteriori investimenti per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Nel piano triennale delle opere pubbliche avremo nei prossimi 3 anni ulteriori 3 chilometri di piste ciclabili. E restiamo in Alta Padovana, ci spostiamo a Cittadella, dove si è svolta una spettacolare esercitazione dei Vigili del Fuoco proprio sulle antiche mura. Qualcuno si è sentito male sulle mura. Ecco cosa devono aver pensato i cittadellesi nei giorni scorsi, quando hanno visto entrare in azione i Vigili del Fuoco lungo il camminamento di ronda delle mura di Cittadella. Anche se molto realistico, si è trattato invece di un'esercitazione che spesso i pompieri fanno per prepararsi alle varie emergenze. Nelle immagini ecco le prove delle squadre dei Vigili del Fuoco esperte in manovre speleo alpino fluviali, che con il supporto della piattaforma aerea sono salite sul percorso ad anello lungo 1,5 chilometri e altro circa 15 metri, riproducendo esattamente tutte le manovre necessarie per mettere in salvo una persona che si sente male mentre passeggia sul camminamento. Si chiama Adotta una parola, è un riconoscimento che viene dato dal 2013 agli studenti che nei loro racconti inediti vanno a inserire dei termini, delle parole che o sono in disuso o vengono usate gran poco. Vediamo. L'avverbio poffarbacco è nell'elenco dal 2013, ma sono tante le parole silenti nei dizionari che hanno stimolato la fantasia degli studenti padovani grazie al concorso Adotta una parola, giunto quest'anno alla 8ª edizione. La lingua si sta impoverendo perché subisce il doppio attacco, da una parte dell'inglese, che è diventato l'esperanto del giorno d'oggi, e d'altro canto dello short language, del linguaggio super abbreviato dei media, per cui le sigle finiscono per prevalere sulle parole. Oltre 200 gli studenti che hanno partecipato al concorso quest'anno. Le parole che proponiamo sono suddivise per articoli, avverbi, aggettivi, verbi, in modo che i ragazzi abbiano modo di poter scegliere, come dire, cum grano salis, attraverso le parole che proponiamo. Vi faccio qualche esempio da quest'anno. Tra gli aggettivi: lambiccato, tedioso, spavaldo, azzimato. Come vede, non sono parole antichissime, però sono parole che si sentono sempre meno. Oppure fra i sostantivi zimarra, questo è stato molto gettonato. Zimarra, parola di origine spagnola che indica una sopravveste riccamente ricamata, tra i termini più gettonati dagli studenti, 2 i vincitori ex aequo dell'edizione 2022. Un'anticipazione di qualche parola per il prossimo anno, quando spero tornerà il concorso. Ezeviro, perché è un genere giornalistico, di fronte a me 2 giornalisti che sanno meglio di me come il genere e la parola siano scomparsi dall'uso, ma io trovavo che siano stati scritti in passato splendidi elzeviri e sarei felice che si tornasse a scriverli. A 9 invece un volume che racconta la vita del paese Terra di Ceramica. Un volume che ripercorre la storia di Nove tra scorci di paesaggio, architettura, arte e cultura, con cenni sulla nascita della comunità novese e lo sviluppo del paese Terra di Ceramica. Un lavoro frutto della ricerca dell'artista novese Arturo Comacchio, ceramista da ben 7 generazioni, raccolto in Vedute di Nove di Venezia e delle ville venete. Ho fatto la ricerca casa per casa a Nove di trovare queste opere.
Sono 257 rappresentazioni di paesaggi genovesi e delle vedute di Venezia, fatte la maggior parte dagli artisti, anche direttori della Regia Scuola di Nove. Questa è solo una delle tante ricerche fatte da Arturo Comacchio sull'arte di Nove, con un obiettivo ben chiaro. Il bene è di mettere a conoscenza di ciò del patrimonio artistico che è stato fatto a Nove in 3 secoli e mezzo di storia. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Ricordo l'informazione in diretta questa sera 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, mentre ricordo anche che alle 21:15 verrà trasmesso il film True Lovers con Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow, da non perdere assolutamente. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.